Ludopatia in crescita, un caso alla settimana. Sempre più persone chiedono aiuto all'ULSS, la sfida ora sono i giovani e l'online. Nel 2023 la spesa a testa su internet è stata di 950 euro, metà della media nazionale. L'articolo è di Federica Fant e apriamo con questa notizia la rassegna stampa di oggi, lunedì 24 giugno. Buongiorno a tutti. Un bellunese ogni 8 giorni ha chiesto aiuto nel 2023 al Dipartimento per le dipendenze dell'ULSS 1 Dolomiti per problemi con il gioco d'azzardo. Un dato in crescita rispetto agli anni precedenti, ma che vede comunque la nostra provincia in fondo alle classifiche nazionali per ludopatia e spese in gioco come slot machine o scommesse sportive. In Italia sono 15.000 i soggetti in cura presso le strutture specializzate per il disturbo da gioco patologico e di questi 3.304 sono solo quelli seguiti in campagna. I numeri sono stati resi noti nelle scorse settimane da Agnello Baselice, presidente dell'Osservatorio regionale del disturbo del gioco d'azzardo, durante il No Gambling Day. Ma l'ULSS tiene alta la guardia e procede a tappeto con la prevenzione. Una maggiore conoscenza dei rischi del gioco d'azzardo e della rete dei servizi aiuta a intercettare situazioni di fragilità e offrire loro il supporto per prendere consapevolezza dei comportamenti patologici e agire di conseguenza, dice il commissario dell'ULSS 1 Dolomiti Giuseppe Dalben. Il libro nero dell'azzardo, mafie, dipendenze, giovani è il rapporto sul gioco d'azzardo in Italia firmato da Federconsumatori e CGIL Nazionale e curato anche da Federconsumatori in Modena, appena pubblicato a maggio 2024. La prima evidenza è che il gioco online ha sorpassato la raccolta del gioco fisico. Nel rapporto, che si concentra prevalentemente sul gioco online, viene dato spazio anche al tema della sempre maggiore penetrazione delle diverse forme di azzardo tra la parte più giovane della popolazione, in particolare tra i minori. Il volume lordo del giocato in Italia nel 2023 è aumentato del 10,2% rispetto al 2022, arrivando a quota 150 miliardi di euro. Non esiste una contrapposizione gioco fisico-gioco online, oggi semplicemente si è ampliata l'offerta. Il web e i vari device costantemente connessi, prima di tutto lo smartphone, il cellulare, il telefonino, consentono di raggiungere chiunque in qualunque momento. Si gode di un sostanziale anonimato con il gioco online, dice Amalia Manzan, direttrice del Dipartimento delle Dipendenze dell'ULSS 1 Dolomiti. Per quanto riguarda la raccolta media nazionale pro capite dell'azzardo online, nel 2023 è stata di 1.925.000 euro. In provincia di Belluno è stata di 948 euro, collocandosi insieme alle province del nord-est agli ultimi virtuosi posti della classifica, ma comunque bisogna continuare ad avere grande attenzione sulla tematica. Operatori del settore sentinelle, un corso per formarli è infatti la sensibilizzazione del Dipartimento per le dipendenze dell'ULSS Dolomiti, che non è rivolta solo alla cittadinanza ma anche ai gestori e al personale degli esercizi connessi con il gioco d'azzardo, ovvero sale gioco e le macchinette videolotteri, che attirano giocatori con jackpot da capogiro. Per gli addetti ai lavori l'ULSS ha previsto un corso obbligatorio, le iscrizioni sono aperte da inizio giugno, è un percorso di formazione online appunto obbligatorio. L'iscrizione al corso è attiva sul portale Formazione Enti Gestori al link, vediamo qui, http entigestorihouse3veneto.it. La notizia era stata data anche nei giorni scorsi, l'avevamo pubblicizzata pure noi. Andiamo avanti, siamo a pagina 31, sempre del Gazzettino. Padre Bassetto, oggi l'autopsia, anche l'infermiere ha un consulente. Il 44enne di Avellino è indagato per omicidio colposo, sarà sospeso, l'articolo di Olivia Bonetti. Anche la difesa avrà un proprio consulente di parte. Parteciperà oggi all'autopsia su padre Luigi Bassetto, morto 88 anni il 19 giugno scorso nel reparto di medicina del Santa Maria del Prato di Feltre. L'esame condotto dal medico legale scelto dalla procura si terrà nell'obitorio dell'ospedale di Belluno, dopo l'udienza di conferimento dell'incarico a Palazzo di Giustizia. Un accertamento appunto che andrà a svelare la verità su quel decesso. Se non fossero state somministrate quelle dosi di morfina si poteva salvare. Per il decesso di padre Bassetto è finito sotto inchiesta con l'accusa di omicidio colposo l'infermiere Carmine Antonio Sarno.
L'uomo, 44 anni, originario di Avellino, dove è ancora residente, era arrivato a Feltre dopo un concorso bandito da Azienda Zero per 439 posti da infermiere. Il sanitario, secondo l'ipotesi d'accusa, avrebbe somministrato al religioso una dose di morfina 10 volte superiore a quella prescritta dal medico. Si sarebbe trattata di una grave disattenzione nel predisporre la flebo, una negligenza rivelatasi poi mortale. L'infermiere si è affidato all'avvocato di fiducia Ferdinando Coppa e avrà, come detto, un proprio consulente. Non ha ancora ricevuto ufficialmente la notifica del procedimento di sospensione dal servizio, una decisione che però è già stata anticipata dall'ULSS 1 Dolomiti. Gli accertamenti disposti dalla procura dovranno ora svelare se le dosi di morfina abbiano indotto la morte del religioso o se una quantità inferiore avrebbe significato la sua sopravvivenza. E appunto si va a processo l'uomo, come dicevamo, l'infermiere è indagato per omicidio colposo. Andiamo avanti, camping Pralongo, sit-in di protesta, siamo in Val di Zoldo. L'associazione ha organizzato una manifestazione di protesta, l'incontro è previsto domenica prossima vicino alla Fusinela. Il presidente del comitato, avanti per obiettivi massimi, la nostra valle non vuole privarsi di questa esperienza e stiamo parlando del centro estivo di Pralongo. In questi mesi è sempre stata in prima linea per cercare di difendere un'esperienza di successo con alle spalle più di mezzo secolo di vita e ora l'associazione di promozione sociale Campeggio Studentesco di Pralongo Italo De Cian, che si è costituita lo scorso 20 marzo a Feltre, scende ufficialmente in piazza per ribadire il valore di una proposta educativa, ricreativa e culturale che negli anni ha saputo coinvolgere migliaia di ragazzi. Una parte di questi sarà sicuramente a Pralongo il 30 giugno, ore 10, nelle vicinanze della Fusinella. Proprio qui l'associazione ha convocato un sit-in per ribadire le ragioni che portano a non voler interrompere una scuola di vita, un'esperienza che si porta nel cuore per sempre, la più bella vacanza, si legge tra virgolette nella motivazione. I fatti sono noti, dopo che all'inizio del mese di aprile, come ogni anno, l'Istituto Comprensivo di Forno, che ormai da alcuni anni gestiva in prima persona l'esperienza estiva del campeggio nei pressi di Pralongo, aveva aperto le iscrizioni all'esperienza del campeggio estivo e ad essa si erano già iscritti circa 700 ragazzi provenienti da tutto il Veneto, da Venezia o meglio ancora dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Ed era arrivato poi lo stop. Le ragioni: è emerso che un campeggio così strutturato, un'attività estiva di questo tipo, seppure con fini educativi, non può essere gestita da una sola scuola, da un unico istituto. Dietro, al contrario, ci dovrebbe essere una rete di scuole, ne scrive Giovanni Santin. All'interno delle regole dell'autonomia scolastica, un istituto potrebbe organizzare una proposta di questo tipo per gli studenti della propria scuola, ma è ovvio che gli studenti zoldani che vivono e conoscono la valle dove abitano non è possibile proporre una vacanza nella montagna zoldana. Di solito, dopo l'iscrizione, alle famiglie veniva comunicato se il figlio fosse stato o meno accettato. Invece non è accaduto niente di tutto questo perché da allora in poi le famiglie non hanno più ricevuto alcuna informazione e quindi l'associazione ha deciso di organizzare questo sit-in di protesta che si terrà appunto domenica prossima. Passiamo ora al Corriere delle Alpi e andiamo a leggere le notizie riportate dall'altro quotidiano locale. Sul Corriere grande spazio a il maltempo nel fine settimana, frane tra Feltrino e Primiero, viabilità in ginocchio sulla strada regionale 50, disagi per tutta la mattina con la strada chiusa, lavoro pompieri e personale di Veneto Strade, e ne scrive Roberto Curto. Frane e smottamenti in serie ieri all'alba sulla strada regionale 50 a cavallo delle province di Belluno e Trento, con materiale fango e vegetazione sulla carreggiata e strada rimasta chiusa al traffico per tutta la mattina. Il maltempo ha colpito duro il Feltrino occidentale nella giornata di sabato e durante la notte e così il versante montagnoso nella zona che va da Moline di Sovramonte alla zona dello Schener, al di là del confine con il Primiero, ha ceduto su più punti mettendo a dura prova i vigili del fuoco di Feltre, il personale di Veneto Strade e della provincia autonoma di Trento, chiamati a liberare una direttrice fondamentale per il collegamento tra Feltrino e Primiero. Ci sono volute circa 7 ore di lavoro con uomini e mezzi, comprese pale meccaniche, per sistemare la strada, mentre il traffico domenicale, il tenso sì, ma fortunatamente limitato,
Si è prima bloccato all'altezza di Murina di Sovramonte e poi, per chi aveva comunque l'esigenza di raggiungere il Trentino, si è spostato sulla strada che da Rina di Lamon passa per Castello Tesino e il Passo Broccon per poi congiungersi a Imer. E proprio da Rina si è verificata un'altra frana che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Feltre unitamente al personale di Veneto Strade. Un piccolo smottamento di 3, forse 4 metri cubi di fango e di ghiaia ha bloccato la strada provinciale 40 tra Ponte Arina e Arina, appena dopo il bivio per Casteltesino. Dopo un paio d'ore la sede stradale è stata liberata e ci sono anche 3 immagini che mostrano appunto le frane e gli smutamenti che si sono verificati ieri mattina tra Feltrino e Primiero. E con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo domani puntuali sulle frequenze di Radio Piave e sulla pagina Facebook e il canale YouTube dell'Amico del Popolo. A tutti grazie per l'ascolto, seguiteci sul nostro sito internet www.amicodelpopolo.it, costantemente aggiornato con tutte le notizie. Grazie per l'ascolto, buon inizio settimana, buon lunedì e a prestissimo. Grazie ancora, a presto.